couple standing on the street sharing summer kisses and silly signs. È metà settembre ed eccoci qui a percorrere una via lunga ben 200 km. Pour a glass of wine with a full glass and an empty heart. I search for something to occupy. Il gruppo è composto da Giannino, Giuseppe e Paolo, che poi sono io. Tutto nasce dal caso e dalla voglia, da parte di Giannino e di Giuseppe, di percorrere il Cammino Celeste, una via di pellegrinaggio attraverso la parte orientale del Friuli Venezia Giulia. Tangled in my dreams, swimming forever. Io mi aggrego volentieri al progetto, anche se alla partenza sono assente, e lascio ai due amici l'onore del prologo sull'isola di Barbana e le prime 3 tappe. Proprio non sono capace di camminare in pianura, senza avere poi male alle ginocchia, e quindi li incontrerò a Cormons, dove inizia la zona collinare del percorso. Nice morning light, and it's cold outside. Caught up in a distant dream, I turn and think that you are by my side. So I leave my bed and I try to dress, wondering why my mind plays tricks and fools me into thinking you are there. But you're just Comunque sia, vedendo le foto scattate nelle prime 3 tappe, sembra sia stata una parte interessante del viaggio, nonostante le temperature molto, ma molto elevate, oltre i 30 gradi centigradi. So listen to the radio, and all the songs we used to know. So listen to the radio, remember where we used to go. I listen to the radio, and all the songs we used to know. I listen to the radio, remember how we used to go. Al quarto giorno parto in treno da Udine verso Cormons e mi unisco al gruppo come previsto. E inizio da qui il mio percorso verso il Lussari. Forever in my head, tangled in my dreams, swimming forever, swimming forever. So listen to the radio. Questa tappa nel Collio Friulano mi sembra bellissima e attraversiamo vigne di uva bianca già vendemmiate, ma con ancora qualche grappolo a disposizione dei viandanti. Poi ci sono anche altre vigne cariche di grappoli rossi ormai maturi e infatti qua e là ci sono gruppi di raccoglitori in azione. Listen to the radio. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shelves. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. La giornata è davvero bella, anche se si soffre un po' per l'assenza di punti di ristoro aperti. Tutti aprono nel fine settimana e restano rarissime possibilità per fare una sosta in compagnia di un buon bicchiere di vino. Comunque, qualcosa di aperto si trova e a Mernico ci concediamo un paio d'ore di sosta. La vera sorpresa della giornata è la piccola chiesetta dei Santi Pietro e Paolo a Centa, davvero molto bella.
nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 round. Smoke glass stained like a image going down, 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 down. So green like a no, I never did give. Piano piano arriviamo al secondo santuario del percorso, Castelmonte. Didn't already have, and cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Giornata ventosa e fredda. Peccato, perché avrei volentieri fatto il bagno nel Natisone, alla Lesa, come quando ero un ragazzo. Cividale è stupenda e la sosta va oltre il tempo previsto. Complice la difficoltà a trovare il timbro che attesti il transito per la città ducale e per il pranzo non frugale che poi non mancherà di tagliarci le gambe nel pomeriggio. Ma va bene così. E poi un po' di sofferenza ci sta, visto che stiamo compiendo un pellegrinaggio e un po' di penitenza fa parte del viaggio. Filosofia, la scelta giusta sicuro farà. Sia come sia, raggiungere Masarolis è stato davvero faticoso. Qui lascio nuovamente Giannino e Giuseppe per la parola data in precedenza ad altri amici, a cui dovrò fare da guida per una gita sulle Alpi Giulie. Ormai di arrivare vergine all'altare, ma la mia carne brucia troppo, quasi fiamma dell'inferno. Tocca, prima o poi mi tocca. Giannino e Giuseppe di nuovo soli per una tappa davvero lunga. Da Masarolis a Montemaggiore si percorrono boschi e strade pochissimo frequentate, per quasi 30 chilometri. Il Natisone nasce da queste parti, dalla confluenza del Rio Nero, che nasce in Slovenia, e del Rio Bianco. Questo fiume transita dall'Italia alla Slovenia e poi torna in Italia. Mi piace pensare che sia un fiume che vuole unire due popoli diversi, ma finalmente amici. E adesso tu, se vuoi la soluzione, inginocchiati e bacia l'altare. Il demonio è sempre in agguato, ma nell'inferno lo ricaccerò. Tocca, prima o poi ti tocca. Tocca, prima o poi ti tocca. Tocca, prima o poi ti tocca e la giustizia. È domenica e sono in quel di Montemaggiore molto presto. Al gruppo si unisce Patrizia, ma non sarà con noi Giuseppe, che a causa di problemi ad un piede ci precederà con l'auto fino a Sella Carnizza. Peccato, perché questa giornata sarà stupenda. A dirla tutta è una tappa molto personalizzata, perché non passiamo per Ponte Aperta, ma tagliamo per un sentiero molto più diretto e molto più adatto alle nostre abitudini montanare. Qui siamo nel Parco delle Prealpi Giulie,
ed è affascinante. Ad un certo punto vediamo da molto vicino un gruppo di camosci, un vero spettacolo. She gave you everything she had, but she was young and Passiamo per Punta di Monte Maggiore, che sarà il punto più alto del nostro percorso, a parte l'arrivo al Monte Lussari. the shit came down while she was nowhere to be found. This life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical. Nei boschi del lato nord del Gran Monte e del Monte Nishaurk sentiamo i forti richiami dei maschi di cervo, che sono molto suggestivi. La sosta per la notte è prevista a Sella Carnizza. You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional landscape in physical terms. Questa tappa inizia salutando Giuseppe, che rientra a casa in corriera, con il fermo proposito di completare il percorso più avanti. Per me e Giannino resta l'ennesima variante per raggiungere la Varresia attraverso un passo sul Monte Nisce, piuttosto che tramite la strada asfaltata come sarebbe previsto. Non ci perdiamo mai un sentiero di montagna e soprattutto un sentiero mai percorso in precedenza. Veniamo ripagati dal passaggio in uno stupendo bosco di Paggi e dalla bella vista di Bolgo Provalo. Behind you go, baby, go, baby. Oh, we're right behind you. Go, baby, go, baby. Yeah, we're looking at you. Go, baby, go, baby. Oh, we're right behind you. Go, baby, yeah, we're looking at you. Candle in your heart. So, baby, go. La strada che da Prato di Resi a Porta Chiusaforte ci regala una splendida sede degli Alpini in località Segata. Quindi scendiamo verso Chiusaforte con la sua bella stazione ed infine tramite la ciclabile Alpe Adria entriamo ad Ogna dove facciamo tappa. Ci aspetta una bella serata in compagnia di Maria Rosa, Silvano, John e Zeno. Go, baby, go, baby, go. Go, baby, go. Yeah, we're looking at you. Go, baby, go, go. Oh, we're right behind you. Oggi ci aspetta la Valdogna. Questa valle è percorsa da una strada lunga 18 km, percorribile anche in auto. Ma in località Tjout deviamo dal percorso ufficiale e lasciamo la strada principale per raggiungere Plezziche. Da qui percorriamo sentieri dismessi dal CAI, con piccoli passaggi esposti e strade forestali molto isolate. Si respira una grande solitudine.
la pausa pranzo a Pian de Spadovai inizia a piovere e direi che un paio d'ore di pioggia non fanno male. Scendiamo per cena e per l'ultimo pernottamento nella spettacolare Varrà Saisera. Ultimo giorno di cammino e alla partenza abbiamo una bella visita con sorpresa da parte di Giulia, Esther e del piccolo Alex. Che bello iniziare una giornata in questo modo. Altra deviazione dal sentiero ufficiale e da Valbruna saliamo per il ripidissimo sentiero che porta al santuario del Monte Lussari. L'arrivo a Lussari è stato emozionante e, secondo me, è uno fra i borghi più belli di tutto il Friuli Venezia Giulia. Al termine non resta che la discesa verso Camporosso per il sentiero del Pellegrino. Per finire il cammino celeste non c'è di meglio che l'ottimo pranzo e l'ospitalità di Sara e di Loris. È stata un'esperienza molto interessante. È stato stupendo incontrare tante persone ed è stato bello condividere, forse un po' troppe bottiglie di vino, con degli amici durante il percorso. Insomma, un vero viaggio nel cuore del nostro Friuli e fra le genti che lo abitano.